Domenica hanno simulato la chiusura del ponte di Volta Barozzo e i relativi disagi per i cantieri del tram. Ora aspettano una risposta da sindaco e giunta da quasi 2 mesi. Il comitato, che a Volta Barozzo non vuole le rotaie, ha chiesto inutilmente un incontro per discutere del futuro. Da Palazzo Moroni però dicono di aver trovato solo porte chiuse. Dal 20 di novembre che abbiamo mandato la prima mail in PEC, quindi a tutti gli effetti ufficiale, e hanno risposto che non erano disponibili. Ne abbiamo mandato un'altra recentemente e stiamo ancora aspettando. Ora arriva da Roma la richiesta di presentare il progetto con il calendario dei lavori entro 90 giorni, altrimenti c'è il rischio di perdere i finanziamenti. Riuscirà la Giunta a mettere d'accordo tutti in così poco tempo? Essendo partita questa cosa il 22 di dicembre, calcolando i 90 giorni, si arriva al 22 di marzo, cosa che si è già votato. Riusciranno in 2 mesi e mezzo scarsi a preparare presto e bene, che presto e bene non vanno mai d'accordo, un'opera? La mia paura è che si fermino all'inizio e lasciano solo cantieri aperti. Il progetto originario della linea 3 doveva arrivare fino a Legnaro, ma con i soldi stanziati, conclude il comitato, non si arriva nemmeno a Volta Barozzo e la protesta si allarga sempre di più, coinvolgendo altri comitati, altri quartieri, altri comuni. Ogni giorno sempre di più c'è chi chiama semplice cittadino, chi chiama proprio qualche assessore, qualche amministratore locale della zona